Notte gialla ad Ariano nel Polesine. Sabato 10 agosto la Proloco ha creato un'ideale festa delle associazioni locali. Decine di gazebo hanno ospitato associazioni sportive e sociali. Il filo conduttore è il colore giallo, che essendo il colore del sole dà energia, forza, vitalità, e ogni volta Ariano risponde con entusiasmo alle varie iniziative proposte. C'è uno speaker d'eccezione, Leandro Maggi, che vedrà di intrattenerci in questa serata che noi abbiamo intitolato già dall'anno scorso. L'anno scorso infatti si è tenuta la prima edizione, la Notte Gialla Arianese. E abbiamo i viali del centro principale che sono come posso dire, attrezzati, arricchiti, impreziositi dagli hobbisti, quindi bancarelle, ambulanti, street food, e nello stesso tempo anche le stesse attività, le vetrine aperte, colorate di giallo, quindi impreziosite sempre sul tema del colore giallo. Infine, proprio per chiudere un attimo il percorso ed il circuito, invito anche tutti voi a visitare il cortile della chiesa arcipretale di Ariano nel Polesine, dove l'oratorio, i ragazzi dell'oratorio Animatamente Noi hanno realizzato proprio un'area dedicata ai giochi di una volta per intrattenere i più giovani, i più piccoli. Non siamo riusciti a beccare Ludovica Franzoso perché in giro per il mondo abbiamo beccato la mamma. Allora, tradizione familiare di grandi pallavoliste, ricordiamo Marta Menegatti, però Ludovica più giovane sta facendo numeri importanti. Sì, è stata selezionata per rappresentare il Veneto, ha disputato a Cagliari dall'8 all'11 luglio il trofeo delle regioni e ne è uscita vittoriosa. Il Veneto campione d'Italia. Ludovica insieme alla sua compagna Letizia Camillucci. Grande soddisfazione, grande. Decisamente, però com'è che avete un DNA così particolare? Ragazze bravissime, bellissime, da dov'è? Aria buona? Probabilmente aria buona e tanta passione comunque per questo meraviglioso sport. Nello stand della Boccar Bottighe Corbole ad Ariano, e sono qua guarda qua, si sono messi tutti belli in posizione. Cosa ci aspettiamo quest'anno come campionato? Chi chiedo qualcosa? Lo chiedo a te. Grandi soddisfazioni ovviamente, che i ragazzi siano contenti. Abbiamo settore giovanile dalla juniores ai piccoli amici, quindi dai 19 fino ai 6 anni, con 3 campionati regionali, siamo gli unici nella provincia. Motoclub ad Ariano è sicuramente un'eccellenza in questo paese. In quanti siete iscritti? Più o meno una cinquantina di iscritti, forse anche di più, sì. Ecco, fate attività agonistica, cosa fate? Facciamo attività agonistica, motocross e campionato CIV.
Abbiamo diverse moto d'epoca di proprietà di privati e raduni, facciamo qualche raduno, qualche gita, ecco, diciamo, sia nel delta che oltre, che fuori. A Giuliano ci facciamo spiegare la sua moto, che qua è un pezzo da 90, ce la descrive, che è ancora eccezionalmente attuale, bella, e quanti anni ha? È rinata l'Africa Twin. Dopo naturalmente 13 anni è rinata l'Africa ed è questa. Il modello CRF 1000. Pietro Avanzi, istruttore di box qua ad Ariano, che è uno dei paesi che più ha coltivato la cultura della box. C'è qualcuno di talento nella vostra palestra? Li ho avuti, guarda, uno è scappato adesso, che è stato il mio primo campioncino, Manuele Corticelli, che ha vinto il torneo interregionale all'età di 14 anni ed è stato premiato anche come miglior pugile completo in quel momento lì. Poi ho avuto un bravo professionista, che si chiama Saab Nekfar, siamo stati in Germania nel sottoclub di 3 mondiali, bella soddisfazione.